Sicilia in fumo dall'ondata di calore distruttiva di vite, ambiente ed economia, al caos degli aeroporti, le disdette dei turisti che tornano sui loro passi, sulle prenotazioni fatte, strade chiuse o utilizzate in parte a causa di viabilità già precarie e incendi che hanno distrutto ciò che potevano in maniera copiosa. È un'estate nera per l'isola che paga lo scotto di anni di incapacità della politica che attraverso il disinteresse per le istanze dei cittadini ha generato un disastro che adesso è impossibile recuperare. Non che altrove vada meglio, ma qui in Sicilia, povera da sempre, gestioni clientelari, cerchi e cerchietti magici, necessità di garantire pacchetti di voti che potessero assicurare la rielezione e la pensione anche con pochi mesi di attività, il vitalizio per la famiglia e altro che compete la sfera dei privilegi della politica, hanno proprio compiuto il massimo della catastrofe sociale ed economica. Situazione che ad onor del vero è stata favorita dai siciliani del voto e del non voto, perché se una colpa grande ha chi ci amministra, non meno deve sentirla chi va a votare secondo logiche che, più che di ideali, si nutrono di speranze di facilitazioni e agevolazioni da un lato e protesta tramite l'astensionismo dall'altro. Dunque un peso che dobbiamo sentire indistintamente nella sua amarezza come intero popolo siciliano. Tutto questo lo abbiamo sostenuto come stampa e oggi troviamo l'autorevole voce dell'arcivescovo di Palermo Carmelo Lorefice che, esattamente come noi, non le manda a dire e afferma senza mezzi termini: tutti noi sappiamo che non si tratta di un'emergenza. Dice: quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni. La responsabilità di questo disastro continua ricade certo su chi ha avuto in mano la cosa pubblica, sulla politica, sulle nostre crepe educative, anche sul modo di annunciare il Vangelo nelle nostre comunità cristiane. Ricade su di noi, conclude, su di noi in quanto popolo.